Venerdì con l'apertura Festa del Bambino, solito per i bambini Comune di Treviso e comuni limitrofi, 65.000 biglietti distribuiti completamente omaggio e niente, si spera nel buon tempo. Quali sono le novità di quest'anno? Le novità sono due mega novità, prima volta che passano in Italia e soprattutto a Treviso, inaugurano qui. Una è la Star Flyer, è una torre di una trentina di metri che ti porta con i seggiolini come fosse una giostra a catenelle all'altezza di 30 metri. L'altra invece è una specie di giostra aerei, un apparecchi, solo che ti fa saltare con la pressione dell'aria, è molto bella, divertente per le famiglie. Di San Luca, 8 secoli di tradizione, ma sempre più tecnologiche, perché anche voi puntate sempre più su internet, i Certo, Facebook, i certo, social network. certo. Le fiere di San Luca si stanno tecnologicamente portando al pari passo con tutte le altre attività. Abbiamo le giostre di nuova generazione, in più, come hai detto tu, il sito internet che riscuote un sacco di successo, si possono scaricare le promozioni, sono gratuite e illimitate, perciò si può risparmiare benissimo sui biglietti di acquisto. E poi la pagina Facebook, novità di quest'anno, cliccando mi piace ti porta direttamente al nostro sito, puoi essere sempre aggiornato sugli eventi, le manifestazioni, le promozioni, tutto quello che è inerente alle fiere di San Luca.